campanò le campane de Sant'Anton e suonava tanto forte e buttava su e forte sede piena. Calma. Oh, ecco qua. Dai, un bel saluto, dai. Un saluto a tutti quanti, a quei da Drio e a quei davanti. Bene, bravi. Voglio cominciare subito con una domanda. Chi è che sa dirmi cosa che siamo venuti a fare qua ni altri un co'? Io so. Un co' femo il corso di Veneto per Veneti e Foresti qua. Sempre il primo della classe, eccolo qua. Scusa un attimo, però per via del corso, mi pare che ti sia un pochettino fuori corso. Moreto. Sia un pochettino anche a Cresudeo, vero? Mia mamma e mio papà mi hanno insegnato, ma crescendo ho perso un po' la pratica. Perché hai perso la pratica e anche la grammatica, ti. E noi altri siamo qua apposta per insegnarti a te e anche per fare un ripasso tutti quanti insieme. Bene. Ma adesso voi altri vi domanderete, ma per cosa è che fai un corso de Veneto? Perché parlare, dialogare, comunicare è importante? È vero, adesso ormai non parla più nessuno, non comunica più nessuno, si parla soltanto attraverso i cellulari, a SMS. Sì, massa, semi. E invece a lingua è importante, parlarsi è importante. Mi viene in mente per esempio gli stranieri, no? Gli extracomunitari che vi inquadrano altri nel Veneto. Sì. Qua Oseo è il primo problema che ha. Imparare l'italiano. Noi altri veneti che avevamo da sempre lo stesso problema. Non siamo buoni di imparare l'italiano. Se cattiamo meglio col dialetto. Il dialetto, Gesù Maria. Per carità, il dialetto. Per carità, mi fa tanto poeretto, mi fa tanto da braghetà con ai sul culo, mi fa tanto da poenta e sardeon, dai, scherzi. Ma che io sentio ste giovani mamme, vero? Moderne, vero? Piene di ambizione, come che parla i setosetti, tacca a parlare in italiano, vero? Sì. E che, altro che dialetto, e che parla in italiano forbito e te senti che robe a pissarsi addosso, vero? Cosa ti hanno dato di lezione oggi a scuola? Figlio adorato. Mamma, tu dicevi sempre che io non sono buono a scrivere bene, ma lo sai che oggi ho ciappato un buon giudizio? Mamma, sai, tornando a casa da scuola sono scapussato su una zoppa. Sei scapussato su una zoppa? Sì, mi sono sbregonato il ginocchio. Dove? Qua? Sì. No, Semo, te potevi stare a casa tua, tornare a casa presto, sbrindo e on. Nostra mamma era come un pranoterapeuta, aveva domande che pareva d'obaie. Improvvisamente il dolore scompariva dal ginocchio e veniva su Areccia. Poche parole, tosi che il sole magna e ore avanti con che manine e andiamo avanti con il nostro corso, è il corso del Veneto, par Veneti e Foresti. Allora, naturalmente, per poter leggere e scrivere, la prima roba che bisogna sapere cosa è? La grammatica. A me non mi interessa niente. Mio nonno mi diceva che è più importante la pratica della grammatica. E il mio invece mi diceva che bisogna studiare e imparare, perché bisogna sapere per non sapere. E infatti, la prima caratteristica che si nota, vero, ascoltando un veneto, è che manca è doppie. Manca è doppie. Altri veneti ne manca è doppie. E ora qualcosa da dire? No, appunto, in giro per il mondo dice che ne manca è doppie perché siamo sparagnini. Sparagniamo anche a sue parole, capisci? Per dire mamma, noi ti diciamo mamma. Per dire nonna, diciamo nonna. Da non confondersi con la malattia, a nonna. Oltre che a nonna, invece mi pare che ti capi anche a Teresina. Comunque, ecco. Una frase, a me morosa, a se buona e bella. Bella. Questa è una piegora. Bella, qua bella. Bella. Scandaglia bene le parole. B-E-L-L-A. Batti le doppie. Ma andiamo a vedere invece cosa che c'è dentro la cartea di un tosetto qua del corso del Veneto. Dai, versi la cartea e fammi vedere cosa che te dentro. Bene. Un attimo, un minuto. Cartea. Allora, abbiamo cosa? Grammatica. La grammatica, bene. E il sussidiario anche. E il sussidiario, bene. E dopo? E il libro di lettura. E il libro di lettura, bene. E dopo questo qua, che è il mio proprio.
Ma che roba è? Ma che razza è scuola? Vai tu scuola da tappessiere. Ma no, il maestro dell'anno scorso ha detto che mi sono uno che stoffa. fammi la carità, va spiritoso ma anche qua, dai avanti. Altri scommissiamo per la prima roba che catemo nella grammatica, ecco, se i nomi, ecco, dei nomi che ne siete tante sorte dei nomi, che se i nomi comuni, per esempio, tipo uomo, donna, can, Bene. carega. E questi qua si chiama comuni perché? Perché i distingue genericamente le persone, le bestie, le robe e si scrive sempre in minuscolo, piccolo, minuscolo. Poi che sei i nomi propri, vero? Che invece è quelli che specifica un singolo individuo, una persona, una località, un fiume, e si scrive sempre in maiuscolo quelli là, vero? Grande, maiuscolo. I nomi propri di persona, sono quelli che ne dà nostra mamma e nostro papà come Nane, Tony, Mario, Beppi, ecco. Questi sono i nomi propri veneti di persona. Scusami, ti come che ti chiami? Chi mi? Michael. Michael. Michael Marangon. Michael. Ma che razza di telenovela hai visto tua mamma? Michael. Ma infatti, oggigiorno sempre più spesso si cata nomi diciamo, un pochettino particolari. Allora proviamo a fare l'appello. Sì, sentiamo qua. Allora dai, sentiamo i nostri presenti come che si chiama. Come ti chiami? Come ti chiami te? Samantha. Samantha? Samantha? Scatoeon. Catone. Ti? Thomas. Thomas. Boscoeo. Bosco. E ti? Michael Marangon, che mo già capito. Michael Marangon. Michael Marangon. Effetto bruschi Fa full. fortuna che danno altri che sia anche i sovrannomi, oltre che i nomi, che non sia altro che una specie di carta di identità, vero? Che ti dai i tuoi paesani per distinguerti da un altro con stesso nome o con stesso cognome. Ti prova ad andare a Ciosa in piazza e sigare Bosco! Ti vedi quanta gente che si gira? Come minimo si volta un centenario di persone. E allora appunto per questo ne viene in aiuto i sovrannomi. Ora facciamo un esempio. Tu hai l'elenco telefonico e verifichiamo al nome Bosco cosa che è scritto. Ora, qua abbiamo Bosco, dito anche Buleghin. Dopo che abbiamo il nostro Mario Bosco. Dito Todaro. Dopo che c'è Beppi Bosco, dito Cuco. E poi abbiamo Gino Bosco, dito Contadin, eccetera. Centenario. E cosa mi dito dei nomi composti? Dai, cosa mi dito dei nomi composti? Perché anche i nomi composti? Sì. Cosa mi dito dei nomi composti? Ciao, grande saluto, non sappi cosa sono i nomi composti? A me per piacere, dai, ti sai che sono maestro. I nomi composti, se quei nomi... I nomi composti, sì, che i nomi che sono sempre a posto, in ordine, quieti, tranquilli, appunto, composti. Ma cosa disito? I nomi composti, sono quelli che si formai da due parole insieme, capisci? Sì, una soppa. Tipo, non so, due parole rente, petà, appiccicare. Fammi un esempio. Ecco qua. Sgaruglia denti. Sgaruglia denti, sarebbe stuzzica denti, capito? Che deriva da sgaruglia, vero? Frugare, rumegare, e denti. Sì, sgaruglia denti. Un altro esempio è magna desmentega. Magna desmentega. Sarebbe di uno particolarmente smemorato che finché si deve mangiare e si desmentega di aver mangiato, come ti per esempio. Poi che ne sei un altro che conosco, pianta ciodi. Sai, che sarebbe da dire una persona che fa un sacco di debiti, capisci? Ciodi. Mi conosco certa gente, vero? Che non fa altro che fare debiti a nastro con estrema facilità. I poderia a forza dei ciodi va a essere una ferramenta sta gente che conosco. Descantabauchi. Sì, che sarebbe descantabauchi, nel senso che c'è qui che va in giro de baucon, sempre qua testa in mezzo alle nuvole. E ogni tanto si cucca un cormeo, una brutta tega sul ginocchio, oppure i pestano a me una cacca de can. Ecco in quel caso che si dice descantabauchi, sveglia macachi. Sta attento. Siamo nel 2000, ancora andrò avanti col gessetto qua a lavagna. Ma perché, scusa? Allora che adesso che sei il computer, non che sei più in lavagna, adesso che sei di schermi al plasmon di 85 pollici. Al plasmon? Sì. 85 pollici? Fa finta che sta qua sia una grande televisione, capisci? E ora?
E ora niente, te... Proviamo a sintonizzarsi. Proviamo a sintonizzarsi. Strucca il telecomando, dai, strucca il Telecomando, ma qua telecomando, siamo nel 2000 ancora col telecomando. Adesso che sei a mente, ti te pensi, no? Te concentri, vero? Te guardi a lavagna, questa qua si trasforma dai, immagini, dai, che capito? guardiamo, dai. Concentrate. Dai. Guarda che si forma! Guarda che si vero, forma. funziona, si Guarda. vede! Funziona! Guarda! Ti vorresti dirmi, scusami, che magari noi è mezz'ora che parliamo qua con sta gente e sti qua non ha capito niente che abbiamo detto? Ma siete fuori? No, scusami, se questo qua il linguaggio è importante, Aspetta che no, ma così, se mi devo parlare per niente, così. Cioè, posso scandagliare le parole più lentamente? Cioè, nel senso, se modrio usare lo stesso linguaggio, siamo in sintonia. Cioè, capisci quello che siamo di dirvi, no? No, perché è importante capire se siamo di parlare la stessa lingua. Anzi, quasi quasi, guarda, tentate di fare un test insieme a voi altri. E io faccio, anzi, grazie ai potenti mezzi messi a disposizione dalla CIA, noi altri questa sera vogliamo fare un rapido test assieme a voi altri per verificare il vostro livello di conoscenza della lingua, che poi qui si scheda il biglietto, vi può servire anche come esame della vista e costa molto manco del ticket della cassa mutua. Allora, siamo pronti tutti quanti? Allora ragazzi, a posto che adesso partiamo e facciamo subito questo test. Allora, pronti per... Scusa, ma... Dico, saresti a tartaruga minchia? Ma te sei visto, ti? Perché? Siamo nel 2002 ancora in giro con la bacchettina de Bamba U. Oh, guarda che sei il computer adesso! Chi? È il computer! E ora? Mouse! Mouse? Sorse! Ah! Scusami un attimo, ma fa un giretto a sorsare qua in mezzo a gente che vediamo subito. E ora com'è che si mocepai? Ah, bene, guarda, con che faccia a Pantegana non ti puoi fare altro, ti. Allora, bene, allora, buonasera. Buonasera. Andiamo con la lampadina, Clicca. E puoi dire una parola in piazza, l'uomo, guarda. Buonasera. Clicco dove? Clicca. No, scusami un attimo, non sai che devi ripetere clicca? Cioè, ma che razza è man che parlo Bahia, signore? Pare una bella... Buonasera. Buonasera. Che nome hai? Vitto. Vitto? Sito mia nostranti. Sito Foresto? Foresto. Da dove sito? Vigonza. Vigo. Certo. Bene, allora il nostro Vitto da Vigo. Con quante T, Vitto? Una. Una. Cioè, niente Vitto e alloggio T. Allora il nostro Vitto, eccolo qua. Che lettera è questa lettera qua? G. G come? Ganso. Ganso. Vitto che ganso. Te si dritto. Vitto che ganso. Te si dritto come un ganso. Buonasera. Buonasera. Che nome hai? Silvana, Silvana, di dove sei di Silvana? Campo San Piero. Campo San Piero. Sì. Dal centro. Allora, alla nostra Silvana di Campo San Piero dal centro. Una facile. Che lettera è questa lettera qua? L. L come? Luamaro. Senti che ben che ho gadito! Che ben che ho gadito! Non sai neanche da spusa, lo sai. L'ho gadito alla francese con la cadenza lo amaro, come sgattaron, sacranon, frision. Ma cosa è l'uamaro? Spiega. E l'uamaro è un digestivo. È l'uamarissimo che fa benissimo. Più è l'uamaro e più il fa bene. Avevi visto che nel dialetto basta poche frasi per esprimere dei concetti molto vasti. Con parole semplici si può esprimere tante cose. E noi altri siamo d'accordo con qui che dice che la nostra è una vera e propria lingua ed essendo una vera e propria lingua ha determinate regole, come per esempio la punteggiatura. La punteggiatura sono i punti e virgola, i 2 punti, i punti esclamativi. Cioè, guarda che ho la tastiera veneta, mi sa. È mia sta roba qua. E da noi altri la punteggiatura si dà dai porchi, dalle eresie, che in più gli serve anche come accrescitivo. Per esempio, prova a dire che è uno peandron.
Paregnaga.